Il bullismo e la violenza giovanile sono sintomi di un disagio generazionale che porta con sé anche l'abbandono degli studi e il mancato inserimento nel mondo del lavoro. Con risorse del Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione Veneto, l'ente formativo Appindustria Servizi ha coinvolto 130 giovani nel progetto Esplora te, illumina il tuo talento, guida la tua indipendenza. Per aiutare i ragazzi vengono messe in campo tante attività: orientamento, laboratori formativi, tirocini in azienda e altro ancora. Con attività esperienziali, laboratoriali che vedono il principio di coinvolgere i giovani, inserirli con più facilità nella società e nel mondo del lavoro. Siamo di fronte a dei dati allarmanti per quanto riguarda la dispersione scolastica e anche la difficoltà alle volte dei giovani di trovare una propria collocazione, una propria soddisfazione, una propria crescita personale. Credo che sia un momento molto importante, un momento nel quale gran parte della gioventù o una parte della gioventù presenta delle criticità. Ecco, progetti come questi sono forse una delle risposte migliori. Il progetto è stato presentato a Portogruaro. A me piace rapportare l'educazione con l'istruzione, quindi l'educazione con il mondo scolastico. Dalla scuola mi viene detto giustamente che la scuola non ha il primo compito di educare, specialmente istituti superiori, perché i ragazzi dovrebbero essere già educati, no? Eppure la scuola deve poter ancora, ha questo compito di educare.